Tra l'altro in una location bellissima, perché abbiamo non solo le scuole medie qui attaccate, ma abbiamo anche tutto lo scenario del Monte Grappa, quindi è un luogo davvero bello. Non solo impianti sportivi riguardano l'atletica e il calcio, ma abbiamo anche sistemato tutto quella che era la postazione sia per i cronometristi che per il pubblico di fronte alla pista del nostro motoclub Ardosa. Questo grazie, diceva, ad un contributo a fondo perduto. Sì, no, è un finanziamento che è il credito sportivo, quindi un mutuo a tasso zero che viene dato e garantito ai comuni. Questo permette di avere una liquidità che ti consente di fare degli investimenti senza gravare troppo sui bilanci comunali. Quanto è costato quindi questa struttura? 2.300.000 circa, poi abbiamo fatto anche l'illuminazione, quindi le torri faro, grazie anche a un contributo. Tutto questo permetterà a delle società sportive ovviamente di avere in disponibilità un impianto nuovo. Certo, permetterà di avere un impianto nuovo in sicurezza e soprattutto di poter tornare a fare atletica qui in comune a Pieve del Grappa, dove ormai da diversi anni la pista non era più utilizzabile, quindi ci auguriamo, grazie anche alla collaborazione con ATL Etica e l'associazione sportiva Promozione Sociale che gestisce l'impianto, di poter fare questa esperienza anche ai ragazzi di Pieve, e la vicinanza con la scuola non può che aiutarci in questo, nel fargli scoprire il mondo dell'atletica.